supporto al territorio, cercando di mettere tutti gli enti del proprio territorio, i comuni in particolare, nelle condizioni migliori per svolgere la propria attività. In particolare lo facciamo mettendo a disposizione tecnologie, piattaforme abilitanti come le chiamiamo noi quando un comune magari non ce l'ha. Lo facciamo mettendo a disposizione anche competenze, ovvero attraverso un'attività di informazione, formazione, supporto continuativo che facciamo verso il territorio, attraverso i webinar. Prima lo facciamo anche attraverso una serie di incontri in presenza che purtroppo non riusciamo a fare in questo periodo, ma speriamo di riprendere prontamente. Il terzo aspetto su cui spesso ci vedete coinvolti è che oltre a questa attività di messa a disposizione delle piattaforme e di un supporto in termini di competenze, informazione e formazione, destiniamo anche risorse economiche. Abbiamo poc'anzi, proprio l'altro giorno, finito un'iniziativa assieme ad ANCI Veneto per il cosiddetto fondo innovazione, per l'adeguamento delle piattaforme abilitanti dei comuni a PagoPA, AppIO, Speed, con 3,5 milioni di euro che abbiamo recuperato dal governo. È stato un bando che ha avuto un grande successo perché 537 comuni hanno aderito su 563 e siamo veramente molto contenti perché è una delle tante iniziative che stiamo portando avanti in questo periodo assieme ad altre iniziative. Tutto questo però ha un obiettivo fondamentale: pensare sempre che tutto quello che noi facciamo e che in qualche modo facciamo assieme a voi deve migliorare la vita dei nostri concittadini, deve rispondere a un'esigenza di servizi e qualità del servizio migliore. Oggi vi presentiamo ViviPass, che è un applicativo che abbiamo sviluppato noi perché abbiamo avuto tantissime richieste dal territorio di creare una soluzione per gestire micro gestionali, micro nel senso specifico, non perché è piccolo, perché le possibilità sono molto potenti, un gestionale specifico per la gestione dei Pass Blu, e l'abbiamo già promosso in alcuni eventi del territorio. Oggi abbiamo deciso di fare un evento un po' per tutto il Veneto attraverso questo webinar. Abbiamo già più di 50 adesioni. È un ulteriore piccolo supporto per la gestione operativa dei vostri comuni, ma che ha un grande vantaggio, perché ViviPass è integrato col circuito ZTL, per cui chi inserisce e gestisce il Pass Blu e le targhe afferenti della persona disabile del Pass Blu in questo gestionale alimenta il circuito ZTL e quindi permette al proprio cittadino poi di muoversi in mobilità su tutto il territorio. È un tema estremamente affascinante, è anche una risposta a delle esigenze reali che moltissime associazioni disabili ci hanno fatto. Contiamo veramente che diventi uno standard e ampiamente utilizzato in tutti quei contesti dove non c'è nulla, dove ovviamente non vi sono altre soluzioni che svolgono la stessa funzione. Quindi vi ringrazio veramente per essere così numerosi a questo appuntamento. Lascio la parola ai miei collaboratori, in particolare a Roberto Costantini e Anna Cadorna, che vi spiegheranno più nel dettaglio come funziona ViviPass e quali sono le potenzialità di questo strumento. Grazie e buon lavoro. Buongiorno, sono Roberto Costantini, un collaboratore del professore De Pietro. Di cosa parleremo oggi? Innanzitutto, perché siamo qui? Per presentarvi un applicativo? Ni. In realtà siamo qui per ascoltare e cercare di dare delle risposte. Quindi oggi non vi parleremo solo di un applicativo, sì, parleremo anche di quello, ma affronteremo secondo me un tema che è molto più importante e che si chiama inclusione. Inclusione significa saper ascoltare, quindi ascoltare chi ha bisogno, ascoltare chi è meno fortunato e immaginare cosa possiamo fare per rendere la vita più facile ai nostri concittadini, amici e parenti. Insomma, cercare di dare risposte. Immagino che a questo punto qualcuno di voi comincerà a chiedersi: ma cosa ci sta raccontando Costantino? Non doveva parlarci di ViviPass, il gestionale per la gestione appunto di contrassegni disabili? Tranquilli, siete nel webinar giusto. Però il messaggio che voglio lanciare è che la tecnologia deve essere uno strumento, non il fine. È uno strumento appunto per aiutarci a dare serenità, in questo caso, ai nostri cittadini, amici con disabilità.
Ovviamente l'applicativo che vi presenteremo ha una ricaduta anche per il comune e per gli operatori del comune. Abbiamo quindi pensato di realizzato ViviPass per aiutarvi ad aiutare chi ha bisogno. Però facciamo un piccolo passo indietro. Allora, cosa accade oggi? Oggi l'informazione appunto relativa al CUD, al contrassegno europeo disabili, risiede fisicamente presso il singolo comune che rilascia l'autorizzazione. La maggior parte dei comuni con quali ci siamo confrontati ci hanno detto che non hanno un gestionale vero e proprio, no? Ma al massimo utilizzano un documento di office automation piuttosto che un foglio di calcolo. Oggi quindi l'informazione non viene condivisa con gli altri enti e ciò impedisce o rende appunto molto difficoltosa l'integrazione sia con altre applicazioni all'interno del proprio ente, di parlare con le altre amministrazioni. In poche parole è un patrimonio che possediamo, che tutti voi possedete e che non si riesce a condividere con gli altri. Ma quali sono le parole chiavi quindi dell'azione regionale? Condivisione, il cittadino al centro e un'opportunità. Vediamole. Allora, un patrimonio non condiviso significa che abbiamo creato delle catene che scarichiamo nel cittadino la nostra incapacità di comunicare, di scambiarci queste informazioni. E nel caso specifico significa che obblighiamo il cittadino disabile a compiere una serie di azioni per poter beneficiare di un proprio diritto. Il proprio diritto è quello di poter transitare e passare nelle aree ZTL senza essere multato. E soprattutto poi non stiamo applicando il concetto di once only. Il concetto di once only significa che qualora la pubblica amministrazione possieda già un'informazione, non la debba, e per pubblica amministrazione non significa il singolo comune, il singolo ente, significa tutti noi siamo la pubblica amministrazione per il cittadino. Significa che se qualcuno di noi possiede quell'informazione del cittadino, non deve richiedere, il cittadino non deve essere obbligato a fornirla ad altri, ma è un qualcosa che noi pubblica amministrazione dobbiamo preoccuparci di veicolare agli altri. Allora, però vediamo come possiamo rompere questa catena. E quindi dobbiamo rompere la catena e riportare il cittadino al centro delle nostre azioni. Ecco, il cittadino al centro significa quindi dare una risposta alle esigenze dei cittadini disabili per quanto riguarda il tema della mobilità. Il progetto si realizza quindi mediante due azioni fondamentali, portanti. ViviPass, che è l'applicativo che vi andremo oggi ad illustrare, ed è quella gestionale appunto per la gestione integrata del CUD, ma non solo, in realtà consente poi di gestire anche altre autorizzazioni alla mobilità, ma il suo focus principale è questo. E poi ovviamente il circuito ZTL che consente di rompere quella catena e di effettuare lo scambio delle informazioni. Poi è un'opportunità, le tre keyword, no, le tre parole chiave, un'opportunità per voi, per il comune, perché avete a disposizione, se lo volete ovviamente, uno strumento integrato di governo per le autorizzazioni. Potete con questo strumento applicare il principio che dicevo prima, once only, no? Quindi evitare che il cittadino debba fornire le stesse informazioni per una volta. Ovviamente la ricaduta è che rende più efficiente ed efficace l'azione della vostra amministrazione. E poi che è possibile integrarlo in futuro anche con altre soluzioni, sia e servizi interni alla vostra amministrazione, ma anche a livello di altre amministrazioni. Allora, perché ViviPass? Allora, ViviPass appunto è quello strumento che abbiamo pensato e realizzato come Regione Veneto nell'ambito del progetto ZTN Network e, come vi ho già detto, consente la gestione di tutto il ciclo di vita delle autorizzazioni rilasciate dal comune con specifica attenzione ai contrassegni disabili. Allora, a chi è rivolto? Quindi è rivolto a tutti voi, no? È fornito a titolo gratuito perché ViviPass è stato realizzato ed è di proprietà di Regione. Ciò vi dà anche una garanzia, al di là di non avere costi, vi dà anche la garanzia che Regione vi assicura che qualora ci fossero delle modifiche normative piuttosto che esigenze applicative, Regione si fa carico di apportare queste modifiche e queste evoluzioni a ViviPass, a titolo ancora una volta gratuito.
Ovviamente per poter usufruire del ViviPass dovete farne richiesta. E poi una cosa altrettanto importante è che l'applicativo è in grado di parlare con il circuito ZTL e quindi di far veicolare le famose informazioni di cui si diceva all'inizio. Che cos'è e cosa fa? Quindi è una web app, una web application, significa che non dovete installare nulla. Noi dovremo solo configurare. Poi fra qualche tempo vi ritornerà in mente, si chiamerà Vivi Veneto, poi non vi dico altro, vi do solo un piccolo anticipo. Quindi per finire, vi chiedo di aderire al circuito, usate ViviPass perché, come detto prima, aiutateci ad aiutare chi ha più bisogno. Ora passo la palla alla collega Anna Cardona che farà una demo live di ViviPass, cioè vi mostrerà quali sono le schermate, quali sono le funzionalità di ViviPass. Prego Anna. Mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti, io sono Anna Cardona, sono una collaboratrice di Roberto Costantin e come diceva Roberto adesso io vi presenterò una piccola demo sull'utilizzo di ViviPass. Vedrete che è un programma, un applicativo molto semplice, molto intuitivo, sarà comunque, c'è comunque un manuale operativo per gli utenti che desiderassero avere, per cui tutte le informazioni poi le potete trovare anche più dettagliate sul manuale. Ora io vi condivido lo schermo. Ok. Questa è la schermata che vi si presenta quando voi accedete a ViviPass. È la scrivania in pratica della My Intranet. Entrando sul menu principale voi potete notare appunto ViviPass che sarà stato configurato per il vostro ente. Entriamo appunto in ViviPass e troviamo alcune voci di menu qui sulla sinistra. Gestione pass, gestione anagrafica, gestione target, queste praticamente vi danno la possibilità di gestire tutto il ciclo di vita di un pass blu. Noi partiamo da gestione pass per vedere appunto che qui ci si presenta l'elenco di tutti i pass blu che sono stati già inseriti e dovremo utilizzare, se io riesco a spostare anche la finestra, ok, dovremo utilizzare questo pulsante nuovo pass per inserirne uno nuovo. Ecco qui la schermata che vi si presenta che vi richiede alcune informazioni sul nuovo pass. Quelli contrassegnati dagli asterischi ovviamente sono i campi obbligatori, gli altri sono facoltativi. E cominciamo a vederne alcuni, quelli più importanti. Beh, il primo è proprio RFID, se avete diciamo un codice RFID associato al pass lo indicate qui, altrimenti lo lasciate vuoto, ma non è un campo facoltativo. Il numero permesso invece è un codice che viene inserito automaticamente dal sistema. Questo l'abbiamo deciso noi in base a un sondaggio che abbiamo fatto tra i comuni e abbiamo deciso di inserire questo codice che sarà composto da un codice IPA dall'anno e un numero progressivo che ricomincia da 1 ad ogni nuovo anno. Il codice fiscale del titolare del pass, che adesso proviamo ad inserirlo. Ok, abbiamo il nome dell'utente che pensiamo una Sara Bianchi, nome fittizio che ci inventiamo in questo momento, la data di decorrenza, data rilascio e data scadenza. Allora la data di decorrenza e data rilascio vedete sono due campi che anche in questo caso si autocompilano in maniera automatica e
corrispondono alla data odierna. Perché? Perché di solito la data di rilascio e la data di decorrenza hanno la stessa data. Se però voi rilasciate il pass oggi e volete che la decorrenza parta da domani, ovviamente queste due date saranno diverse e le potete modificare utilizzando questi due calendari qui sulla vostra destra. La data di scadenza invece è composta dal giorno di nascita, il mese di nascita del titolare, più 5 anni dalla data dall'anno odierno. Questo perché di solito il pass ha una validità di 5 anni. Ovviamente anche questo in questo caso si può modificare se lo desiderate. Poi abbiamo lo stato della pratica e lo stato del pass. Lo stato della pratica può essere in compilazione, accolta, respinta, cessata, sospesa, validata. In compilazione sono abbastanza anche questi autoesplicativi come impostazioni, ma eventualmente comunque le potete anche modificare. In compilazione significa che voi non avete tutti i documenti per poter rilasciare il pass. Accolta vuol dire che la pratica è stata accolta e quindi potete emettere il pass. Respinta, cessata, ecco, validata invece riguarda, è un'opzione che viene inserita automaticamente dal sistema quando voi avrete fatto la stampa del pass blu. Una volta che voi avete impostato come accolta, ma poi stampate il pass blu, questo passerà automaticamente da accolta a validata. Lo stato del pass, questo riguarda in particolare proprio il pass, che può essere attivo, sospeso, revocato, cessato, cancellato logicamente. Questi sono abbastanza chiari, adesso lo lasceremo come un pass attivo. Mi soffermo solo un attimo su cancellato logicamente. Questo è un modo per cancellare un pass che voi avete inserito erroneamente. Se lo volete cancellare, siccome non viene cancellato fisicamente dal sistema, se voi lo marcate come cancellato logicamente, questo non verrà più poi ritrovato nelle statistiche, nei monitoraggi o comunque nella ricerca che voi eventualmente volete effettuare. Quindi è come se in realtà fosse cancellato. Adesso lo lasciamo attivo. La causa è un campo di testo che di solito si associa, se avete impostato lo stato del pass, a cessato o sospeso, quindi potete inserire la causa della cessazione. La data della cessazione, che ovviamente si riferisce alla cessazione del pass, e il flag temporaneo. Flag temporaneo se voi avete un pass che in realtà è temporaneo, quindi non vale 5 anni, ma è entro una data limitata. Allora in questo caso, se voi attivate il flag temporaneo, dovrete anche impostare la data di scadenza qui in alto. Annotazioni, un altro campo di testo dove potete inserire le annotazioni che vi possono essere utili nella emissione di questo pass. Tipologia, in questo momento la tipologia può essere solo pass blu per i disabili, però come potete notare abbiamo anche taxi e noleggio con conducente, perché un domani ViviPass potrebbe anche essere utilizzato per emettere dei pass per i taxi o per il noleggio con conducente. In questo momento è attivo soltanto il pass blu. Il comune, qui un campo che si autocompila in maniera automatica con il nome del comune. Qui siamo in un ambiente di demo, quindi immaginate un comune demo 6. E il canale. Il canale vi indica come è iniziata la pratica. Se da app, appunto tramite Vivi Veneto, come accennava prima Roberto, da sistema, se sono stati caricati precedentemente altri pass, quindi è stato fatto un caricamento massivo, oppure da sportello se l'utente, il richiedente del pass blu si è presentato presso l'ufficio del comune per richiedere appunto il pass blu.
A questo punto abbiamo compilato le parti, diciamo, più importanti del nostro Pass Blu. Abbiamo i dati del titolare, gli allegati e le targhe che sono ancora rimaste vuote, senza la possibilità di aggiunta, perché bisogna prima salvare il pass e poi aggiungere eventualmente dati del titolare o le targhe. Per quanto riguarda gli allegati potete aggiungerli in qualsiasi momento, anche adesso. Poi vedremo invece l'aggiunta di un allegato per quanto riguarda invece la gestione anagrafica in particolare dell'utente. Salviamo il nostro pass, noi ci dice appunto che nessuna targa è stata trovata, nessun allegato è stato trovato, ma che il pass è stato salvato con successo. E infatti noi possiamo notare che è comparso anche un salva e un'anteprima di stampa e una stampa, ed è comparso anche un aggiungi targa che prima non c'era, perché da questo punto noi possiamo aggiungere una nuova targa al nostro pass, possiamo aggiungere una targa fittizia, ricordate di aggiungere sempre in maiuscolo. Ok, il tipo di veicolo ci dà 3 possibilità: autoveicolo, autocarro o motociclo. Noi in questo caso metteremo autoveicolo, la data di inizio validità e la data di fine validità. La data di inizio validità ovviamente si presume che sia quella di oggi, quindi la data odierna, che comunque anche in questo caso potreste modificare, e la data di fine validità, che è la validità praticamente del pass, che corrisponde, come ricordavate, al giorno, mese di nascita del proprietario del titolare del pass, più 5 anni dall'anno odierno. Il tipo di uso, le note non sono facoltativi, invece importante è il flag network. Questo flag network vi dà la possibilità di inviare la targa che voi avete memorizzato al registry regionale, quindi che vada a popolare il circuito ZTL. Questo assolve, diciamo, 2 necessità. La prima necessità è che l'utente, il titolare del pass, se deve andare spostarsi in un altro comune che abbia per esempio i varchi elettronici, non ha la necessità di comunicare la propria targa. Seconda necessità, il comune con varchi elettronici, che si trova l'auto che è passata tramite questi varchi, ritrova la targa nel registry regionale, nel circuito ZTL, e quindi non emette la multa. Quindi questo è secondo me molto importante da attivare. A questo punto noi possiamo salvare la nostra targa. Ci dice che nessun allegato è stato trovato, ma che la targa è stata salvata con successo. A questo punto noi abbiamo inserito nella gestione del pass, partendo proprio dalla gestione pass, abbiamo inserito alcuni dati dell'utente, del titolare del pass, e alcuni dati riguardanti la targa. Se noi adesso andiamo a vedere la gestione anagrafica, possiamo notare che qui ci sono tutte le gestioni anagrafiche degli utenti inseriti. Cliccando su questi 3 puntini sulla destra ci compare una toolbar che ci consente eventualmente di eliminare o di modificare la gestione anagrafica dell'utente, e noi possiamo notare che lui ha automaticamente compilato i dati dell'utente nella gestione anagrafica, che li ha presi dalla gestione del pass dove noi li abbiamo inseriti. Questi sono ovviamente quelli più importanti, poi ci sono altre informazioni che potete andare ad inserire successivamente, l'indirizzo, il comune di residenza, eccetera. E importante anche e soprattutto questo campo qui, indirizzo mail. Perché è importante? Perché 30 giorni prima dello scadere del pass, se avete inserito la mail del titolare, arriverà una mail di avviso al titolare dicendo che sta scadendo il pass, e quindi è un promemoria. Questo verrà inviato 30 giorni prima della scadenza del pass. Dopodiché qui abbiamo gli allegati. Ecco, se voi volete inserire
documenti, carta d'identità, tessera sanitaria, fotografia del titolare del pass, lo dovete fare in questa sezione qua, quindi gestione anagrafica, allegati, perché inserendo ad esempio qui la fotografia del titolare del pass, questo andrà automaticamente ad essere inserito proprio nel pass blu, nel riquadrino del pass blu che poi voi andate a stampare. Adesso proviamo ad aggiungere una foto, ci chiede il titolo dell'allegato, noi mettiamo fototessera, descrizione fototessera, tipo di documento sempre fototessera. Chiaramente qui ci sono dei campi in più, numero documento, data rilascio, data scadenza, perché se avete a che fare, se dovete inserire ad esempio la carta d'identità, questi dati possono essere utili. Scegliamo il file, metto un file, questo qui, e l'ha inserito, sì, e salvo le informazioni. A questo punto noi vediamo che ha inserito questo allegato, possiamo tornare in gestione pass, andiamo a evidenziare il pass nuovo che abbiamo appena inserito, quindi cliccando sempre sui tre puntini, facendo comparire la toolbar e la matitina che ci serve per eventuali modifiche, e andiamo a vedere l'anteprima. Clicchiamo l'anteprima, vediamo che questo è il fronte, e se clicchiamo sul retro vediamo che è stata inserita la fotografia che abbiamo appena inserito nell'allegato della gestione anagrafica dell'utente. Altra cosa che vorrei farvi notare è statistiche e monitoraggi, statistiche scadenze pass. Qui voi avete una sezione dove vi dà un grafico che vi visualizza, diciamo, le scadenze nei prossimi 30 giorni. Adesso in questo momento ce ne sono, quasi non ce ne sono, per cui il grafico tutto è tutto verde. Però avete la possibilità anche di ricercare eventualmente delle targhe, dei pass che sono in scadenza secondo una data che potete precisare voi. Ad esempio, se io scelgo di visualizzare quali sono le targhe in scadenza il 28 febbraio del 2026, gli dico filtra, ed ecco che mi ha filtrato tutti i pass in scadenza nel 28 febbraio del 2026. Ultima cosa che vorrei farvi vedere nella gestione delle targhe, la gestione puntuale, ecco qui avete la possibilità di ricercare, si vede forse in grigio, forse un po' chiaro, ma spero che voi lo vediate, filtro di ricerca. Voi qui avete la possibilità di ricercare una targa. Ad esempio, se io cerco la targa PP000PP, gli dico appunto cerca, lui mi trova questa targa qui. Questo filtro è particolarmente importante perché lui all'inizio il sistema filtra all'interno del proprio ViviPass del proprio comune. Se non trova la targa associata, lui cerca la targa in tutti i ViviPass di tutti i comuni, e se non trova la targa che voi avete inserito, lui cerca la targa nel registry regionale. Per cui questa targa qui, ad esempio, è una targa non del comune di Demo dove stiamo lavorando noi, ma è una targa di Padova. E quindi voi potete ricercare una targa sia all'interno del vostro ViviPass, sia all'interno di tutti i ViviPass, e addirittura nel registro regionale le targhe che sono state inserite all'interno del circuito ZTL. Bene, io spero di essere stata abbastanza chiara, poi comunque vi verranno anche consegnate delle slide, quindi con le informazioni, con i nostri riferimenti, quindi se avete bisogno di
maggiori precisazioni noi siamo a vostra disposizione. Ora io passo la parola a Giovanni Ravan, il collega Giovanni Ravan, che ci illustrerà come procedere per la richiesta di configurazione di ViviPass e del circuito ZTL. Un saluto a tutti. Subentro un attimo io, Anna, sì, grazie sì, Anna. sì. Sì, giustamente poi alla fine della mattinata, del webinar, della mattinata, pubblicheremo anche le mail per i vari contatti. E volevo solo dire, ora parleremo un attimino di come attivare, il collega Giovanni Ravan vi spiegherà come attivare, cosa significa attivare ViviPass. Io faccio una piccola premessa. Ovviamente l'attivazione di ViviPass può essere fatta solo dopo che la vostra amministrazione ha aderito al circuito ZTL. E poi alla fine magari vi spiegheremo come poter appunto eseguire questa operazione. Ho visto che sono arrivate delle domande, delle richieste. Io direi di finire tutte le presentazioni e poi alla fine di operare nel modo seguente. Leggeremo le domande che sono arrivate in modo che tutti possano sentire e poi vi daremo direttamente le risposte, se possiamo farle in questo momento oppure magari altri approfondimenti successivamente. Quindi avete capito, per poter attivare, richiedere l'attivazione di ViviPass dovete aderire al circuito ZTL. Passo la parola a Giovanni. Buongiorno a tutti, sono Ravan Giovanni, collaboro con Roberto Costantini e Anna Cardona per la realizzazione, per l'attivazione del supporto dell'attivazione del circuito e per la realizzazione del prodotto ViviPass che la collega vi ha appena mostrato. Allora, come avete avuto modo di vedere, il ViviPass è un prodotto che Regione del Veneto offre ed è all'interno di una sorta di scrivania virtuale, possiamo definirla così, che è appunto il My Intranet. Molti di voi probabilmente già conoscono diciamo così, i prodotti del mondo offerti dalla Regione Veneto, diciamo del mondo MyStar, hanno probabilmente già avuto modo di richiedere dei prodotti di relativi a questa suite. Mi riferisco ad esempio a quello più conosciuto che è MyPay o MyPivot. Ecco, ViviPass è un altro prodotto, diciamo così, di questa suite che vive all'interno di questa scrivania virtuale che avete visto poc'anzi. Allora, per poter richiedere il prodotto è necessario alcuni passi, diciamo un piccolo iter amministrativo che io brevemente vi illustrerò e che sostanzialmente è più facile a farsi che a dirsi in realtà. Io adesso ve lo mostro rapidamente, poi eventualmente quando vi accingerete a fare la richiesta vera e propria, vedrete che è abbastanza, i passi sono semplici, è abbastanza facile da percorrere. In caso ci fossero qualsiasi tipo di richiesta, di assistenza, eccetera, c'è la possibilità di sentire i colleghi o comunque il call center della regione piuttosto che i centri di competenza specifici. Entriamo nel dettaglio, quindi vi faccio vedere le slide preparate per la richiesta di adesione. Queste slide sono pubblicate nei siti istituzionali regionali, vi daremo i link a cui poter accedere, quindi adesso io ve li illustrerò rapidamente, poi eventualmente li troverete nei siti e negli appositi portali regionali. Ora, questi sono sostanzialmente i passi da fare.
l'individuazione di un referente di un ente, la richiesta di attivazione del ViviPass e la configurazione del prodotto. Sostanzialmente, come vi dicevo prima, il punto 1, l'individuazione del referente dell'ente, non è un passo necessario qualora il vostro comune utilizzi già un prodotto della suite di cui vi parlavo prima. Ad esempio, se il vostro comune ha già MyPay, molto probabilmente ha già individuato un referente dell'ente. Altrimenti, qualora così non fosse, se sostanzialmente alcuni di voi fossero totalmente neofiti sul mondo MAI, dovete procedere a questo passo che adesso vi illustrerò rapidamente. Sostanzialmente si tratta di accedere a questo portale che si chiama My Extranet. Ora vi do un'anteprima. Un'anteprima proprio di questi giorni qui. Sostanzialmente quello che vi mostrerò adesso, questo vetrina, diciamo, perché la My Extranet è di fatto, da non confondere con My Intranet, che è la scrivania virtuale che avete visto prima con la collega. My Extranet è di fatto un portale, un portale ad accesso pubblico, è una vetrina di cui sono evidenziati tutti i servizi e i prodotti che Regione del Veneto offre. Questa vetrina è in corso un restyling grafico, pertanto quello che vedrete adesso probabilmente fra qualche mese, un mese e mezzo, lo ritroverete con modalità, con una veste grafica diversa, più in linea con quello che avete visto prima. Però sostanzialmente diciamo, i contenuti che adesso vi illustrerò saranno i medesimi. Allora, tornando a prima, sostanzialmente il vostro comune, se ha già scelto un referente dell'ente perché ha già un prodotto di questa suite, non dovrà fare questo passo, come dicevo prima. Qualora questo non fosse stato fatto, all'interno del vostro comune dovete in qualche modo individuare, il vostro comune dovrà individuare questa figura, questo referente dell'ente, che non ha un compito operativo specifico, se non quello di iscriversi a questo portale e individuare e richiedere il prodotto e associare a questo prodotto il vero operatore che dovrà poi operare. Quindi è una figura trasversale di coordinamento sostanzialmente in un comune piccolo, piccolissimo, mi verrebbe da dire che potrebbe essere anche il sindaco, ma diciamo ogni amministrazione poi individua la persona che di fatto dovrà sostanzialmente accedere al portale e richiedere i prodotti. Devi condividere le slide? Sì. Non si vedono? Un secondo. Ah, ok. Ecco qua. Sostanzialmente vi condivido, dovreste vedere sullo schermo le slide che vi dicevo prima, sono disponibili e scaricabili dai siti istituzionali della Regione. Questi sono i passi da fare, quindi il primo passo, quello che dicevo prima, non necessario per chi ha già un prodotto della MySuite. Sostanzialmente è necessario registrarsi su questo sistema di autenticazione che si chiama sostanzialmente il sistema di autenticazione Federa. Andate in questo sito e seguite le istruzioni, sostanzialmente vi chiederà le classiche pagine di autenticazione in cui vi chiederò nome, cognome, codice fiscale, password e domanda segreta. Una volta ottenuto l'account, accederete al login e accederete alla login e a questo e alla gestione dei prodotti e sostanzialmente l'unica operazione da fare è schiacciare questo pulsante di richiesta abilitazione referente. Alla fine quello che viene prodotto è un documento che dovrete
far firmare all'interno del vostro comune e inviarlo a Cluster Innovazione Regione Veneto IT. In questo modo il referente dell'ente verrà innestato all'interno del sistema e del circuito regionale, e questa persona con la propria profilatura potrà effettuare tutte le operazioni di richiesta dei prodotti. Passiamo alla seconda fase. Sostanzialmente, una volta ottenuta l'autenticazione e la registrazione sui sistemi di profilazione regionali, il referente dell'ente individuato potrà accedere sempre attraverso il portale MyPortal, andare in gestione dei prodotti e sostanzialmente ricercare all'interno di questa vetrina il prodotto Vivipass. Allora, Vivipass inizia con la V, per cui sostanzialmente siete fortunati, nel senso che è l'ultimo sull'elenco, per cui fate presto a ricercarlo. Una volta individuato, sostanzialmente cliccherete sulla check di Vivipass e vi apparirà questa schermata in cui sostanzialmente il referente dell'ente dovrà indicare il nome, il cognome, il telefono, l'email e soprattutto il codice fiscale relativo alla persona che dovrà effettivamente operare con Vivipass. Ok? Non dovete compilare il campo attivo DAL, per quello è un campo che compileranno gli operatori regionali una volta che il prodotto sarà attivo. Una volta fatta questa operazione, schiacciando il pulsante notifica aggiornamento, partirà in automatico una mail al sistema di ticket regionale, al call center regionale, arriveranno agli operatori regionali di competenza e effettueranno tutte quelle operazioni per attivarvi il prodotto. Quindi sostanzialmente, una volta che voi avete cliccato il pulsante notifica aggiornamento, l'ente, come dice la slide, non dovrà più fare nulla e ha concluso la sua attività. A questo punto potrei anche farvi vedere effettivamente come funziona il tutto in maniera molto... Ecco qua. Questa è sostanzialmente la My Extranet. Quello che l'operatore, il referente dell'ente dovrà fare, io lo simulerò, accederà tramite la login, si vedrà questa elenco di comuni, sceglierà il comune di propria competenza. Io adesso sono stato registrato all'interno del dominio regionale e quindi mi autenticherò su questo dominio. Seleziona, mi chiederà la mia user e la mia password. Ecco qui, si accede all'area, diciamo così, profilata, andando in servizi, gestione prodotti, ok, che è gestione prodotti, vedete il link che avevate ritrovato anche nelle slide, troverete, aspetta che per sbaglio, ok, lo rifaccio, gestione prodotti, vi troverete questa situazione, il referente dell'ente si troverà questa situazione, si troverà questa, come dicevo prima, questo menu a tendina in cui qui ci sono tutti i comuni del Veneto, sono in ordine alfabetico, per cui si dovrebbe riuscire a trovare il proprio. Io prendo il primo ente e sostanzialmente quello che vi chiedevamo di fare, appunto, aggiorna i dati dell'ente. Accidenti. Ok, perché si deve passare per un'area. Ok, e vi troverete questa situazione qui in cui dovete inserire i dati del vostro ente
e dopodiché potrete scegliere il prodotto. Ok? E questa è in sintesi ve lo faccio vedere su un comune che ha già, così è anche più chiaro. Comune che ha già qualcosa. Prendo. Accidenti, non trovo, eccolo qua, che è il mio comune, non spaventatevi, eccolo qua, troverete l'elenco troverete la pagina su cui digitare i dati. Bene, sostanzialmente questo è l'iter da condurre. Tornando alle slide che avevamo visto in precedenza, sostanzialmente una volta che gli operatori regionali vi hanno abilitato al prodotto, vi verrà comunicata via email l'utenza con cui accedere al prodotto. E ricordatevi che al prodotto si accede attraverso una registrazione o al sistema MyD, che è sostanzialmente il sistema di autenticazione messo a disposizione della Regione del Veneto, oppure tramite SPID, se avete un'utenza SPID, perché il prodotto, tutti i prodotti della suite MyPortal, dei MyIntranet, sono integrati con il sistema di autenticazione nazionale che è SPID. Eventuali richieste, come dicevo prima, di assistenza, oltre ai numeri di telefono che vi faranno comunicati e eventualmente i centri di competenza che già conoscete, tipo il cluster di innovazione, potete eventualmente, qualora ci fossero problemi nell'utilizzo del prodotto ViviPass, potete aprire un ticket al call center regionale in copia al circuito ZTL, quello che vedete qui, e indicando nome, cognome, ente, email, numero di telefono, l'oggetto, quindi il prodotto ViviPass per il comune e la richiesta vera e propria corredata eventualmente da eventuali screenshot. Io vi ringrazio della cortese pazienza, avrei terminato la presentazione. Grazie Giovanni, grazie Giovanni. Allora, innanzitutto volevo rassicurare tutti i colleghi partecipanti che siete veramente numerosi, vi ringrazio, 206 partecipanti, sinceramente non me l'aspettavo, grazie veramente. No, volevo rassicurarvi che in questo percorso non siete abbandonati, non siete lasciati soli. Nel momento in cui avrete fatto poi l'adesione, adesione che adesso vi faccio vedere, l'adesione formale, diciamo la parte più amministrativa e burocratica, condivido un attimo lo schermo, e eccolo qua, significa sottoscrivere 3 documenti, insomma, c'è il vero e proprio accordo di adesione che va compilato, con la quale appunto chiedete di poter aderire al circuito. Quindi andrà firmato, sia compilato e firmato questo documento. Guardate, non ve lo leggo perché poi vi darò i link per poterlo scaricare, ve lo leggete con calma. Ci sono 2 allegati. Il primo allegato sono le misure di sicurezza che vanno firmate assieme agli altri, e poi invece l'informativa sul trattamento di dati personali. Fatta questa, diciamo, incombenza normativa burocratica, invece c'è poi l'attivazione a fianco, parallelo oserei dire, di ViviPass. Poi vi dirò come inoltrare la richiesta anche di ViviPass. Io direi, se siete d'accordo, di leggere un attimino le richieste che sono arrivate, cercheremo di dare una risposta subito in tempo reale. Allora, magari comincio io, vediamo un attimino. Allora, le slide, sì, vi diamo conferma che le slide saranno condivise e condivisa anche, abbiamo fatto anche una registrazione video dell'evento di oggi, quindi potete magari rivederlo con calma, alcuni passaggi, o magari girare il link ad altri colleghi che non hanno potuto partecipare. Poi vediamo...
Ok. Il video si blocca, il mio comune non ha... Allora, il mio comune non ha zone ZTL. Possiamo avere comunque ViviPass? Assolutamente. Attenzione, lo so, questo è un misunderstanding che succede spesso. ViviPass non nasce solo ed esclusivamente per i comuni che hanno i varchi ZTL elettronici, ma nasce, vedete un po' come ci riallacciamo a quello che ho detto questa mattina, nasce per tutti i comuni che gestiscono il Pass Blu e che purtroppo nel loro territorio hanno persone disabili che hanno necessità di muoversi. Temo purtroppo che anche il più piccolo comune del Veneto si trovi in questa situazione, quindi ViviPass è per tutti e quindi gratuitamente per tutti, assolutamente sì. Come si aderisce? Allora, via mail si aderisce, come avete capito, espletando quella parte formale burocratica e poi inviando una mail di richiesta di attivazione ViviPass, comunicandoci appunto che avete aderito al circuito e chiedete contestualmente l'attivazione ViviPass. Poi vi farò vedere a che indirizzo. Buongiorno, ma tale portale è obbligatorio per la gestione di rilascio di Pass Blu? No, assolutamente non c'è nulla di obbligatorio, è uno strumento che noi mettiamo a disposizione degli enti che vogliono usarlo. Se voi avete già uno strumento con cui vi trovate bene, assolutamente non vi chiediamo di abbandonarlo. È che, come ho detto all'inizio, abbiamo scoperto facendo un'indagine che il 90% dei comuni, forse anche qualcosina di più, non hanno un vero e proprio gestionale come ViviPass, ma si appoggiano, utilizzano ad esempio bene che vada Excel. Però con Excel non riusciamo a fare quell'integrazione di scambio delle informazioni a cui accennavo all'inizio delle mie slide. Poi, buongiorno. Ah sì, giustamente, bella osservazione, credo sia arrivato da Dario, non riesco a vedere il cognome. Vabbè, buongiorno, temo che se le città dove sono attive le zone a traffico limitato non aderiscono a questa iniziativa e noi enti alimentiamo la struttura ViviPass con le targhe di veicoli utilizzati, rischiamo di alimentare una falsa illusione, questa di poter accedere alle zone, certamente, no? Allora, Dario Santamaria, Polizia Locale di Macerata sul Piave, è vero, caro collega, questo è un rischio, però posso già assicurarti che il problema più grosso che avevamo con coloro che hanno i varchi è che loro devono integrarsi in modo un po' più profondo rispetto a voi. Posso dire che chi non ha i varchi ZTL con ViviPass è a posto, risolve tutti i problemi, riesce a gestire i varchi, riesce a gestire il Pass Blu e riesce a gestire la comunicazione delle targhe. Viceversa invece chi ha i varchi deve anche gestire tutta la parte sanzionatoria, il famoso applicativo delle multe. E là il processo un pochino più lungo, richiede un po' più tempo anche degli interventi tecnici. Però posso assicurarvi che Verona, Venezia, accidenti, comunque già sono circa 26 i comuni che hanno i varchi. Già questi però che sono importanti e più grossi, Padova, hanno già integrato, quindi loro prima di mettere la multa fanno la verifica sul circuito ZTL. Gli altri io avrò una riunione fine mese con loro per poter risolvere la questione di integrazione dei gestionali delle multe. Quindi è anche vero una cosa, Dario, questo è un progetto che non è un accendi e spegni. Noi lo sapevamo che è un qualcosa in progress, è un progetto in cui non è che la mattina ci alziamo, ci mettiamo d'accordo il 28 febbraio, tutti i comuni del Veneto aderiscono e il circuito è partito. È un qualcosa in progress, quindi noi avvisiamo i cittadini che prima di spostarsi devono verificare sul sito della regione, sul sito del progetto, quali sono i comuni con i varchi ZTL che lentamente stiamo attivando, che progressivamente stiamo attivando. Questo però non possiamo fermarci, non possiamo aspettare di essere tutti inseriti per poter poi attivare. Partiamo così, è un percorso e poi se mi permettete, è anche un po' fare pressione nei confronti di questi comuni che hanno i varchi, perché non tutti sono così sensibili nell'aderire al circuito. Guardate, io vi racconto un episodio. Quando mi hanno detto che dovevo seguire questo progetto come PM, vi dico la verità, ho pensato, ma questo è vincere facile. Stiamo parlando di persone disabili e di dare un servizio a queste persone, ma quando mai un ente, una pubblica amministrazione, un comune non aderirà a un progetto di questo tipo, considerando che poi il grosso è già fatto.
Ragazzi, mi sono sbagliato e sto faticando per farvi aderire. Quindi, Dario, giusta osservazione, però la risposta voglio darti è che noi ci stiamo muovendo e li stiamo attivando, e alcuni comuni grossi, Padova, Verona e Venezia, hanno già aderito e già fanno queste verifiche. Allora, scusate, ma la targa non è legata alla persona invalida, forse per chi guida il veicolo? Allora, la targa, ho fatto un'indagine e ho scoperto che fatto 100, allora, che verifica ho fatto? Ho fatto una verifica presso la motorizzazione civile e ho chiesto quanti sono le targhe registrate nella motorizzazione civile del Veneto relative a portatori di handicap. E poi sono andato a guardare quanti sono i portatori di handicap nel Veneto. Beh, credetemi che se dico il 10%, solo il 10% di portatori di handicap nel Veneto hanno una vettura di proprietà o associato ad esempio alla patente speciale. Ciò significa che il 90%, ma molto di più, non ha queste caratteristiche. Ciò significa che non basta concentrarsi su chi ha la patente speciale e la targa per poter gestire il fenomeno. Lasceremo fuori la massa. Quindi cosa significa ancora una volta? Che noi leghiamo di volta in volta il pass blu rilasciato anche alla cosiddetta targa di cortesia, e la targa di cortesia può essere la targa del coniuge, del fratello, dell'amico, del condomino, che in quel momento mette a disposizione la propria vettura per trasportare la persona invalida. E un disabile in minuto di pass può essere infatti trasportato a più soggetti. Esattamente, Vivipass gestisce proprio questa caratteristica. Poi mi dico, non riesco a sentirvi perché un problema audio, è possibile avere materiali. Sicuramente c'è anche la registrazione, questo non so chi l'abbia chiesto. Si possono caricare i progressi? Assolutamente sì, è possibile caricare tutto il progresso. Posso dirvi che abbiamo già una quarantina di comuni che utilizzano Vivipass e pochi hanno caricato il progresso, altri hanno preferito usare un'altra strada, che è quella di caricare i nuovi da zero sicuramente da Vivipass e il progresso inserirlo nel momento in cui si manifesta la necessità, rinnovo, scadenze e così via. Però vi garantisco che è possibile caricare in massa tutto il progresso. Allora, il contrassegno è vincolato alla targa? No. Vedo che c'è anche chi ha dato una risposta. Un disabile anziano potrebbe essere trasportato dalle diverse auto di tutti i figli. Si inseriscono tutte le targhe, queste persone potranno transitare in ZTL sempre, anche se non ha il disabile in auto. Verissimo, questo è un abuso. Noi stiamo pensando a un'altra cosa, non è ancora attiva. Perché? Perché non è una scelta che possiamo fare noi come direzione ICT, ma è una scelta che dovete fare voi come comuni, perché siete voi che gestite il Pass Blu. L'idea che vi vogliamo proporre è questa. Non è ancora applicata su Vivipass, ma possiamo farlo, che è quella che può essere attiva in una finestra temporale una sola targa. Provo a semplificare. Immaginiamo appunto la persona anziana che ha 3 figli. In teoria lui può inserire 3 targhe, ma di queste 3 targhe solo una è attiva nella finestra temporale che decide il cittadino, chiaramente. Quindi se lui attiva la targa A, la B e la C sono disattivate nella finestra temporale. Se attiva la B, la A e la C sono disattivate in quella finestra temporale. Quindi quante targhe vogliono? Però solo una è attiva in un dato momento temporale. Poi, buongiorno, una volta generato il pass, come avviene la fase di stampa? Viene fornita apposita stampante? Qua poi aiutare un pochino anche Anna. Allora, noi non forniamo stampanti, chiaramente. Anna, vuoi dire qualcosa? Sì, eccomi. No, noi non, appunto, come hai detto tu, non forniamo la stampante, ma abbiamo predisposto quella specie di anteprima, di PDF che dovrebbe, che si imposta esattamente sul prestampato, quello che dovrebbero avere i comuni.
Tutto qui dovrebbe funzionare, nel senso che abbiamo fatto delle prove e funziona. Poi dopo dipende dal driver delle varie stampanti che si hanno, però eventualmente c'è anche una sezione sull'amministrazione dove si può impostare diciamo dei valori diversi della fotografia, delle immagini, quindi si può anche personalizzare. Sì, esatto. Attenzione, lo sapete che ogni stampante ha le sue caratteristiche, margine sopra, sotto, a destra, a sinistra. Quindi cosa abbiamo fatto? L'applicativo che abbiamo realizzato è parametrico, significa che alla fine prima dovete fare delle prove, perché ognuno ha la propria stampante, e andare a impostare questi parametri che ViviPass vi mette a disposizione per centrare la stampa del PassBlue rispetto alla vostra stampante, la stampante o le stampanti che usate. Poi posso dirvi che alcuni, noi abbiamo parlato anche ad esempio col Comune Venezia, che loro acquistano in MEPA, mi pare, i modelli di PassBlue ministeriali a norma. E quindi ognuno poi, c'è chi ha la stampante che sta un pochino più alto, un po' più basso, poi su quelli poi vanno a centrare veramente ciò che la stampante ciò che ViviPass deve stampare, cognome, nome e la foto. C'è una cosa, come viene gestito il contrassegno? Allora, il contrassegno per l'ologramma anticontraffazione, il Comune di Venezia ha slegato le due cose, nel senso che ha tutti i PassBlue senza ologramma e nel momento che stampa il PassBlue appiccica l'ologramma. Questo è quello che ho visto fare al Comune Venezia. Poi rivedo un'altra simile, appunto, che temo che le città dove sono attive le zone traffico non aderiscono. Certamente questo è un problema. Dario, sì, ok. Allora, buongiorno, la fotografia deve avere solo estensione PNG oppure si può caricare una foto con altra estensione? Si può caricare anche con un'altra estensione. Sì. Perfetto. Un contrassegno può essere abbinato a più targhe? Sì. Ora non c'è quel vincolo temporale di cui vi avevo detto. Diciamo la versione 1.0 di ViviPass, quello che avete visto, non ha quel vincolo temporale. Sulla prossima stiamo pensando di introdurlo, però vorremmo avere il vostro ok. Siete voi che dovete decidere se applicare o meno quella regola, quell'ipotesi di regola che vi ho proposto. Allora, mi pongo il problema come gente che sta in strada. Se un utente disabile vende l'auto autorizzata, come viene gestita la cosa? Questa qua, attenzione, non c'è un sistema che possa controllare tutto e prevedere tutto. Dovrebbe il disabile avvisare che ha venduto l'auto. O anche che l'ha rottamata, ad esempio, ma se la rottama non è un problema perché la vettura non circola. Certo, se l'ha venduta, niente, è chi possiede il bene che sa che uso ne fa o meno di quel bene, e dovrebbe essere anche sua preoccupazione, e mi viene a dire responsabilità, avvisare l'ente che quella vettura non è più in suo possesso e quindi va depennata dal circuito. Attenzione, va depennata dal circuito, sì o no, dipende, perché se l'ha venduto un altro disabile, il disabile farà domanda e indicherà che quella vettura ora è di sua proprietà e potrà circolare, perché anche lui a sua volta è un disabile. Come si stampano i passi? Possono utilizzare i passi già in uso? Direi proprio di sì, basta solo fare quelle prove perché ogni stampante ha una storia a sé. Come comune siamo già inseriti nel City Pass di Verona, ci saranno cambiamenti per noi? Per voi assolutamente no, anzi vi dirò che il 19 venerdì, questo venerdì, ci sarà un evento per tutti i comuni del Veronese, della provincia di Verona, proprio per avviare in massa il circuito nella vostra zona. Non mi è chiaro cosa significa che per aderire serve che il comune aderisca al circuito ZTL. Le due cose sono connesse, perché è vero che il gestionale serve a voi per gestire i PassBlue in modo strutturato, però è anche vero che vogliamo dare un servizio, come dicevo prima, questa mattina, dobbiamo dare un servizio ai cittadini disabili. E quindi se non lo integriamo al circuito facciamo metà servizio. Voi gestite sicuramente in modo efficiente i PassBlue, ma il cittadino disabile deve continuare a comunicare le targhe quando transita nelle aree ZTL. Invece, per chiudere il cerchio, gestite i PassBlue e inserite le targhe nel circuito, e lo fate attraverso lo stesso strumento che ViviPass. Non dovete passare da un applicativo all'altro. Il mio comune non ha aree ZTL, quindi
sì, come dicevo questa mattina, assolutamente ViviPass è per tutti. Buongiorno, io ho la necessità di emettere contrassegni per parcheggi disabili, quindi non per il transito su aree ZTL. Comunque è possibile? Sì, è possibile perché decidete voi con un flag se quella targa va inserita nel circuito delle ZTL oppure no. Ed è per questo che ViviPass può essere utilizzato, ad esempio, anche per il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione per i residenti dentro un'area ZTL, ma che non sono disabili. Quelle targhe ovviamente danno l'autorizzazione ai residenti di circolare nell'area ZTL, ma non nel circuito regionale dei portatori di handicap, sono due cose diverse. Quindi sì, è possibile. Buongiorno, come viene trattato l'aspetto sulla tutela della privacy e responsabile trattamento dei dati? Beh, oggi com'è che lo implementate? Voi immagino che quando li lasciate alla pratica, comunque chiedate o consegnate al cittadino l'informativa. Se non lo fate oggi, cioè se lo fate oggi, continuate a farlo anche con questo. Noi abbiamo preparato un kit per informare il cittadino che quelle targhe, ma deve essere lui a decidere, possono entrare nel circuito ZTL. Per cui se un portatore di handicap, quando voi gestite la pratica, gli chiedete se vuole che la targa venga inserita nel circuito ZTL e vi dice di no, quella targa non va inserita, chiaramente. Poi non so per quale motivo può accadere una cosa del genere, ma insomma, se capita, voi non inserite la targa nel circuito. Quindi il responsabile del trattamento del dato, poi c'è appunto una bozza di un modello di informativa che vi consegniamo che voi potete adattare alle vostre esigenze. Se oggi non ho disponibile il veicolo a cui targo registrato, ma devo comunque muovermi, cosa devo fare? Il contrassegno è legato ad alcuna targa, giusto? Allora, cosa può fare il cittadino? Beh, il cittadino può comunicare sempre quel discorso delle finestre temporali che oggi desidera utilizzare questa targa e non l'altro veicolo. E questo può capitare perché anche il possessore, anche se il disabile è possessore di una vettura di proprietà sua proprio, potrebbe essere che quella vettura è dal meccanico e per quella settimana, 10 giorni che non la usa, cosa fa? Non si muove, no? Comunica la targa del parente, del fratello, dell'amico, del condomino, del vicino di casa, insomma, assolutamente sì. Però col discorso delle finestre temporali non dovremmo contenere gli abusi. Attenzione, che non partiamo dal presupposto che ViviPass elimini tutti gli abusi, signori, i furbi, che c'è chi addirittura fa fotocopia del pass blu, per cui immaginatevi, no? Noi piccoli comuni non abbiamo mai chiesto le targhe di veicolo, avete ragione, ma mi fate sapere, ragazzi, ha ragione assolutamente il comandante di Pramaggiore. È vero, oggi se vogliamo dare un servizio, se la vostra amministrazione desidera dare un servizio ai propri cittadini, dovrà cominciare a chiederle. È un po' quello che dicevo questa mattina, no? Oggi non parliamo di un applicativo, ma parliamo di inclusione, di dare una risposta al cittadino. Poi, comandante, è ovvio che voi potete usare ViviPass e non chiedere le targhe. Potete farlo e ViviPass vi consente di farlo. Quindi avete in casa la vostra gestione dei pass blu, invece dell'Excel avete ViviPass con tutte le funzionalità e le opportunità che vi dà. Poi però le chiedo, comandante, perché non dare un servizio a tutto tondo al disabile? E se la risposta è sì, lo voglio dare, allora dovrete chiedergli anche le targhe, cosa che non avete fatto ieri. È vero, non avevate motivo di raccogliere, non ne avreste fatto nulla. Oggi invece c'è un motivo per raccoglierle. È ovvio che a fianco di questo webinar noi stiamo pensando anche a un'attività. Ora vi posso dire già una cosa. Guardate che i cittadini portatori di handicap è da mesi che ci scrivono, qualcuno anche mi chiama perché vogliono sapere se il proprio comune ha aderito e mi dicono: ma cosa aspetta il mio comune ad aderire? Sono più informati di noi e giustamente, direi, insomma, no? Un loro diritto. Quindi non ho ancora, non c'è la condivisione. PagoPA è un prodotto valido per l'autenticazione? Credo, non lo so, Anna, non lo so, credo di no. Non mi pare che PagoPA è un prodotto valido per l'autenticazione, perché deve essere su MyID, vero Anna? Sì, MyID, oppure si può entrare con Speed. Ah, con Speed, perfetto. Ok, grazie.
Buongiorno, il referente può inserire più utilizzatori? Assolutamente sì, quanti ne volete? Le abilitate, disabilitate, magari un collega poi si sposta di sede o va in pensione, fortunato lui, sì, potete quindi attivarli e disattivarli. Si possono configurare più operatori, noi abbiamo uno sportello polifunzionale in cui questi operatori mettono passi, sì, assolutamente sì, confermo, quindi quanti ne volete? Ogni comune deve iscriversi a MyExtranet e credo che sia un requisito, vero Anna, Giovanni? Sì, ci deve essere almeno il referente dell'ente, no? che fa la richiesta di ViviPass. Certo, quindi il vostro comune deve essere registrato tra i comuni, però sì. attenzione, comandante di Pramaggiore, non prenda paura, quando deciderete vi daremo tutti i riferimenti, c'è Anna, Giovanni, ci sono io, poi ci sono tutti i colleghi che si occupano di MyExtranet che vi seguiranno per rendervi facile l'attivazione. Assolutamente. Anna, chiudi il microfono in questo momento perché si sente Valentina. Vorrei chiedere se l'adesione al circuito comprende un onere al comune che aderisce. Assolutamente no. So che questo webinar viene registrato, quindi lo ripeto, non è un onere. Noi abbiamo già fatto, siamo in attesa della restituzione della documentazione. Samantha, che non riesco, possiamo passare all'accreditamento, cioè se lei intende, Samantha, se sta pensando a attivare ViviPass, assolutamente sì, se avete già sottoscritto l'adesione, sì, ci contatti, poi alla mail che presenterò alla fine. Poi Simona Rosato, trovo difficoltà nell'inserimento della stessa targa in due titolari di contrassegni di invalidità. E qua lascio la parola a Anna e a Giovanni. Allora, in questo momento la versione di, come si diceva prima, 1.0, la 1.0. Esatto, c'è la possibilità di inserire la targa, c'è un vincolo di univocità, quindi una volta che è all'interno del circuito o all'interno di ViviPass, la targa è unica e non può essere inserita un'altra volta è associata a un altro cittadino. Come diceva Roberto prima, stiamo cercando di raccogliere eventuali istanze che appunto allarghino questa, accolgano la possibilità di registrare la stessa targa anche a più cittadini, purché, come diceva Roberto prima, purché non ci siano sovrapposizioni nei periodi temporali, in modo tale che una targa può essere associata a più cittadini, ma i due cittadini non passino, diciamo, nello stesso momento o nello stesso giorno su un varco in due posti diversi. Quindi ci stiamo muovendo in questo senso. In questo momento c'è un vincolo di unicità, lo confermo, c'è un vincolo di unicità rispetto alla targa inserita. Allora, mi sono perso perché ho scritto una risposta, grazie Giovanni. Sì, a tal proposito volevo dire una cosa. Noi il 22, quindi lunedì prossimo, faremo un incontro con i comuni che utilizzano, già utilizzatori oggi di ViviPass, per condividere questi mesi di esperienza. Ecco, il vantaggio di utilizzare ViviPass, al di là che poi sia gratuito o meno, è che si entra a far parte di una community. E ciò significa che se rileviamo da voi, dalle vostre esperienze, dalle vostre richieste, che sia necessaria una modifica, un'integrazione, una funzionalità che non c'è, come regione la realizziamo e poi tutti gli aderenti ne beneficiano. È accaduta, insomma. E come vi dicevo, il 22 faremo un incontro lunedì 22 un incontro con quei comuni utilizzatori oggi di ViviPass per condividere esperienze e raccogliere i suggerimenti. Buongiorno, per il comune capofila di una convenzione poliziale dove viene gestito centralmente l'inserimento di pass, come può essere gestito? Attualmente si utilizza come logo il logo della polizia locale della sua intestazione. Allora, se ho capito bene, voi siete un po' un centro servizi, Cristina Lave, non riesco a vedere. Abbiamo già l'esperienza dei comuni del Campo San Pierese,
Certo, prego Giovanni, vuoi spiegare? Sì, semplicemente all'interno del circuito degli utilizzatori di ViviPass c'è già il comune l'Unione dei Comuni del Campo San Perese, sono 12 comuni dell'Alta Padovana, e che sostanzialmente ognuno di loro hanno individuato un referente dell'ente, perché ovviamente, come si diceva prima, l'individuazione del referente dell'ente è trasversale ed va sopra, diciamo, ViviPass, serve per tutti i prodotti offerti dalla suite della regione, non solo ViviPass. Il referente dell'ente, in quel caso lì, ha individuato un'unica persona, anzi, meglio, ha individuato un paio di persone, che era il comandante dei vigili urbani più un paio di collaboratori, e queste persone si occupano sono profilate per poter accedere a più ViviPass, quindi a il ViviPass di più comuni, e si autenticano una volta autenticati, possono switchare da un comune all'altro senza doversi autenticare nuovamente. Perfetto. Volevo dire, attenzione poi, se le nostre risposte non sono esaustive, non temete di rinoltrarcele alla mail che poi vi indicherò. Poi Ambra Dalfarra, notifica e scadenza contrassegno, anche su APO. Allora, per ora no, Ambra, però è un bel suggerimento, potremmo anche farlo assolutamente. Perché no? Perché stiamo partendo adesso, insomma, intanto siamo partiti con la versione 1.0 di ViviPass, e questi suggerimenti magari sarà la versione 2.0. C'è comunicazione con la banca dati nazionale per gestire ZTL nazionali con obiettivo? Ah, bella questa qua. Allora sì, allora dovete sapere che c'è un progetto a livello nazionale molto simile, a cui noi abbiamo mandato una relazione sul circuito ZTL e su ViviPass. Non ci hanno risposto. Comunque non molliamo, ovviamente. Abbiamo chiesto di poter far parte del tavolo nazionale a Roma, insomma, perché vogliamo portare la nostra esperienza, perché non vogliamo che ciò che noi abbiamo realizzato non venga preso in considerazione, quantomeno analizzato. E perché posso anche anticiparvi, anche a rischio di sembrare un po' presuntuoso, io ho visto il progetto, la bozza molto a grana grossa ministeriale. Si sono dimenticati di tutti i portatori di handicap che non hanno una vettura di proprietà. Tanto per dire. E se avete capito che nel Veneto, dall'analisi che abbiamo fatto noi, il 90% non ce l'ha, pensate a livello nazionale, vuol dire che fai un progetto che copre solamente una piccola porzione dei beneficiari. Chiudo qua, non voglio essere critico. Buongiorno, è possibile vedere una dimostrazione di come abilitare altri utenti alla gestione di ViviPass? Perché nel nostro caso specifico abilitato il referente dell'ETIA dovremmo abilitare gli utenti. Allora, Luca Pretotto, magari Anna prendiamoci nota di Luca e magari ci sentiamo a parte, così magari domani, nei prossimi giorni. Luca Pretotto, perfetto. Emanuele Bulegato, dove viene stampato il contrassegno? Su che supporto? Viene stampato cioè non ho idea di come lo stampate oggi avrete, non so, usate Word o qualcosa e stampate sulla stampante che avete di solito. La stessa cosa con ViviPass. Ripeto, solo da fare alcune prove per centrare le posizioni del cognome e nome e di tutti i dati che vanno stampati. Patrizia Zanutto, buongiorno, l'utente dovrà comunque continuare a presentare la domanda e i documenti in forma cartacea come sta facendo ora, quindi il vantaggio sta nell'utilizzo di un gestionale per il rilascio del pass. Corretto Patrizia, in parte. Non voglio svelare tutte le carte, Patrizia. Prima vi ho detto, ricordatevi questo nome, Vivi Veneto. Non so se dirvelo o no. Vivi Veneto è un'app che Regione Veneto sta realizzando, dovrebbero uscire fine febbraio, primi di marzo, e consentirà, tra le varie cose, di presentare un'istanza digitale per il rilascio del Pass Blu, che andrà a integrarsi con ViviPass. Fino a che Vivi Veneto non uscirà, la persona dovrà presentarsi quindi allo sportello. Poi avrà anche questo canale che vi dicevo che si chiama Vivi Veneto. Comune di Agordo, Stefano Costa, per la stampa e contestazione ci sarà il supporto da parte vostra? Per quanto possibile, sì, effettivamente quando si fa la stampa
sarebbe molto utile essere presenti, però abbiamo già provato, possiamo guidarvi nel configurare i parametri di posizionamento dei vari campi. Assolutamente sì, Stefano. La stampa del Pass Blue Ezio Camerin si realizza su modelli cartacei già acquistati? Direi proprio di sì per i motivi che dicevamo prima. Tamara Monticello, buongiorno, possiamo inserire lo storico di anni precedenti? Sì, come ho spiegato, certamente, assolutamente sì. Stefano Tanette, pensavo di inserire 2 targhe per titolare il contrassegno per eventuale targa temporanea. Bisogna, avete delle indicazioni in merito? Certamente, sì, è possibile farlo. È chiaro che, come diceva, non mi ricordo chi prima, potrebbe esserci un abuso, perché se voi avete 3 targhe attive e non abbiamo ancora introdotto il concetto, magari lo inserimo nella versione 2.0 della finestra temporale, potenzialmente tutte le 3 targhe girano per i varchi e tutte e 3 sembra che abbiano a bordo il portatore di handicap, cosa che ovviamente non può essere. È un abuso anche perseguibile, immagino. Per ora sì, comunque è possibile inserire quante targhe si vogliono, e in questa fase la versione 1.0, voglio essere trasparente, non c'è la finestra temporale, quindi sono tutte abilitate. Buongiorno, quindi Stefano Zanetti di Salgareda. Paola Volpato, la stampa in cartellini prevede qualche misura antifalsificazione? Ora, quella che conosco io, Paola, è quella del contrassegno dell'ologramma che il Comune di Venezia ha tipo un francobollino che una volta stampato il Pass Blue su un modello ministeriale appiccica e poi plastifica. E quindi questo è una bella e comodo e molto sicuro, perché Pass Blue, modello ministeriale vuoto, e ologramma sono fisicamente separati, vengono uniti solo dall'operatore nel momento stesso che rilascia il Pass Blue e lo plastifica. Questo l'ho visto fare dal Comune di Venezia e ho trovato una bellissima idea. Si possono produrre documenti come autorizzazione allegata al Pass utilizzando i dati delle anagrafiche che ci sono nel VV Pass? Rosa Schudeler. Scusa, Rosa, no, ora no, però è una cosa che possiamo prendere nota, Anna. Ce lo mettiamo tra i desiderata, la versione 2.0. Poi, quindi si possono produrre documenti come autorizzazione. Vabbè, dai, Rosa, poi ci farei capire meglio cosa ti serve poi. Nicola Mioni, magari ci scrivi sulla mail che ti indicherò. Nicola Mioni, il contrassegno una volta stampato necessita di eventuali firme, timbri o adesivi per renderlo autenticato? In realtà non vi cambia molto. Cioè, dovete seguire la stessa cosa che fate oggi, solo che invece di stamparlo con Word e dentro a VV Pass fate tutto e ve lo stampate. Poi timbri, adesivi ce li avete così come ce li avevate prima. Non vi cambia molto, a meno che non ci siano esigenze particolari per cui desiderate che una dicitura venga stampata automaticamente su ogni VV Pass, ma ne parliamo volentieri. Cristiano Marasco, informazione tecnica, vorrei capire meglio come funzionano le stampe. Abbiamo una scorta di tesserini in cartoncino dove andiamo a stampare solo i dati, è possibile utilizzarli? Presumo proprio di sì, Cristiano, però ripeto, la stampa è la cosa più delicata e va vista singolarmente, comune per comune, se devo dire. Mi spingo oltre, stampante per stampante, perché vi garantisco, noi abbiamo 2 stampanti, abbiamo tutte le prove che abbiamo fatto con lo stesso parametro. Una stampante me lo mettevo un poco alto, una stampante un po' più basso e da impazzire con le stampanti. Possono essere più carette e più targhe? Allora certamente sì. Renata Cecozzi. Anna Lia Bragion, per estero il referente deve essere uguale a chi opera effettivamente? Il referente deve essere uguale a chi opera, Anna? Forse intende il referente dell'ente, se deve essere quello che opera su VV Pass. No, referente operatore utilizza, certo. Il referente dell'ente è quello che entrerà nella My Extranet con un utente password e farà la richiesta di VV Pass per il proprio ente. Dopodiché nel processo di richiesta verrà chiesto proprio quello che poi vi ha fatto vedere prima Giovanni Ravan, vi chiede chi è il referente del prodotto. Allora lì dovrete inserire, il referente dell'ente inserirà nome, cognome, indirizzo mail, codice fiscale del referente del prodotto, cioè chi utilizzerà il prodotto. Perfetto. Abbiamo un paio di casi di comuni probabilmente piccoli in cui il referente del prodotto e il referente dell'ente coincidono.
Certamente, assolutamente sì, non è un obbligo. Poi, come si diceva prima, poi ogni comune si organizza. Certo. Se chi ha il pass ha più veicoli, quante targhe si possono inserire? Abbiamo capito che se ne possono inserire quante si vogliono. E chi circola con veicolo registrato, devo farlo autonomamente? Oddio, non capisco la domanda, cioè intende forse che chi circola con veicolo non registrato deve farlo autonomamente? Cioè, se non registra la targa, chiaramente è a rischio di multa, di sanzione. Se non registra la targa, se non ve la comunica, perché se la targa non è presente nel circuito regionale, il comune di Venezia o il comune di Padova, questa targa passa sotto il varco, il comune di Padova interroga i registri regionali, non la trova e mette la multa. E quindi quell'autonomamente cosa vuol dire? In realtà dovrebbe comunicare in questa fase, in versione 1.0 deve comunicarla a voi. Quando ci sarà Vivi Veneto potrà farlo a casa tranquillamente da solo. Donatella Cazzoli, referente dell'ente può abilitare altri operatori? Sì, assolutamente sì. Samantha Boscolo, quindi a carico dell'utente modificare la targa attiva? No, in questa fase deve sempre farlo logicamente attraverso di voi in questa fase. Grandin, certo, la finestra temporale può essere una soluzione, ma implica una gestione più gravosa per l'ente. Sì, questo è vero, assolutamente, però noi confidiamo molto in quell'applicazione in cui vi dicevo prima, che è Vivi Veneto. In realtà si potrebbe arrivare che voi avete veramente pochi utenti allo sportello, ma anche per la semplice richiesta di rilascio. In teoria il cittadino può fare tutto da casa. Buongiorno, come dobbiamo comportarci qui contrassegno rilasciate dall'associazione Hauser che dispone? Bravo. Questo qua è un qualcosa che dovete mettervi d'accordo voi. Cioè il circuito, Loretta Strappazzon, è il circuito dei comuni che deve decidere se le ONLUS, le varie associazioni possono passare sotto i varchi e inserirle in questo circuito. Questa è una cosa da mettere sul tavolo. Qualcosa che va discusso. Voglio fare una piccola premessa, Loretta. Noi siamo informatici, io, Anna, Giovanni, siamo direzione CT Agenda Digitale. Questo tema che tu hai toccato, che è fondamentale, importantissimo, non è un problema informatico, ma è un problema di regole che il circuito, quindi tutti i comuni che partecipano al circuito, desiderano di darsi. Quindi la finestra temporale, siete tutti d'accordo? Noi, allora informatici, applichiamo interveniamo sull'applicativo in modo che che questa regola che avete deciso venga applicata. Decidete di rilasciare queste autorizzazioni, inserire queste targhe anche delle vetture delle associazioni Hauser o ONLUS. A noi informatici non cambia nulla, è una scelta che dovete fare voi. Sono le regole del circuito, ma siete voi che dovete dare le regole. Thomas Bottini, buongiorno, sì, attenzione però, scusate, faccio un piccolo passo indietro. Loretta, non prendiamo cura di queste cose. Questo è un circuito che nasce da poco e quindi avrà tutti i limiti e i difetti di circuiti che nascono. Però se abbiamo tutti la voglia di farlo crescere, le cose si possono fare. È un percorso, come dicevo. Cominciamo con la versione 1.0, con queste piccole e semplici regole. Andando avanti, anche usandolo, scopriremo, ad esempio, ci verranno anche 3D che in questo momento non abbiamo. Dumas Bottin, buongiorno, se ho carico un contrassegno validi nel portale, dopo la scadenza di 5 anni si chiede il rinnovo, devo registrare altro contrassegno, quindi nuovo registro contrassegno, o vado a modificare quello scaduto e renderlo nuovamente valido? Giovanni, roba tua questa. Dumas Bottin. Parla della scadenza di 5 anni. No, allora per motivi di brevità di presentazione non vi abbiamo fatto vedere tutto sulla presentazione che aveva fatto vedere la collega Anna, non vi ha fatto vedere tutto per ovvi motivi di brevità. Oltre alla registrazione di un nuovo pass, c'è la possibilità, sempre nella famosa, vi ricordate la famosa toolbar che la collega aveva fatto vedere più volte, c'è la possibilità di rinnovare il certificato in scadenza oppure di duplicarlo in caso di smarrimento o furto. E per l'apposito ci sono
due icone, diciamo che esplicative che sostanzialmente vi guidano a fare questa operazione. Sostanzialmente sia per il nuovo che per il duplicato viene preso il certificato, il pass originale, e vengono replicati tutti i dati per default, e voi dovrete cambiare ovviamente per il rinnovo, presumo si cambieranno le date di inizio e di fine validità. Quindi viene ripopolato una schermata con i dati pesi a quello vecchio e poi l'operatore li può modificare a piacimento. Perfetto, quindi non dovete neanche riscrivere tutto, ma intervenite solo sulle parti variate. Ivo Gambaro, buongiorno, avete detto che per poter utilizzare ViviPass bisogna aderire al circuito, quest'ultimo a costi per l'ente, nulla a costi per l'ente, assolutamente no Ivo, tranquillo, non si paga nulla. Cassandra Arzu, buongiorno, è facoltà del comune scegliere se utilizzare o meno la funzione di stampa o è necessario passare per questa fase per completare l'iter? No, no, Cassandra, tranquilla. Marco Ferrarella, per la comunicazione del cambio targa temporaneo e non il cittadino si reca nel comune dove è stato rilasciato il contrassegno, il cittadino si reca nel comune dove è stato rilasciato il contrassegno, in questa fase ve lo deve comunicare, ora scegliere se deve passare fisicamente presso i vostri uffici o anche utilizzare una mail o altri canali, questo lo lasciamo a voi. Ripeto, questo intanto spero che non è che cambino targhe ogni 5 minuti, insomma, consentitemelo. A parte la prima fase di conferimento di quelle 2 o 3 targhe, dopodiché spero che non sia ogni giorno, insomma, che avete la fila, no, per cambio targa. Ma soprattutto noi confidiamo sull'uscita di Vivi Veneto che eviterà a voi tutta questa rogna di ricevere la segnalazione del cambio targa, perché sarà un'operazione di self-provisioning che farà in totale autonomia il cittadino. Lo farà in totale autonomia garantendo tutti, perché mi sono dimenticato di dirlo, perché dovrà utilizzare SPID. Quindi tutto a norma di legge e di normativa. Il titolare del pass può scegliere la targa dell'auto attiva, allora in questa fase tutte le targhe sono attive, con l'introduzione delle finestre potrà scegliere quella attiva. Dovrà scegliere quella attiva, perché solo una potrà essere attiva. Noi inseriamo nell'autorizzazione per la ZTL come prescrizione di comunicare i cambiamenti. Perfetto, ottimo Samantha, e questo è giustamente corretto. Con la finestra temporale, ecco, vedete, far parte del circuito vuol dire condividere anche soluzioni che non hanno nulla a che vedere con l'informatica, ma soluzioni, suggerimenti, idee, magari già percorsi da altre, le cosiddette best practices. Con Grandin, con la finestra temporale finirà che alla mattina l'utente chiamerà dicendo che in mattinata si muoverà con l'altra auto chiedendo che venga autorizzata. Sì, potrebbe capitare anche questo. Questo è vero. Quanti operatori di sportello si possono abilitare su ViviPass? Quanti ne volete? Infiniti. Maria Chiara Berizzi, ho capito bene che l'operatore di sportello deve accedere col suo SPID? Sì, ha capito bene. Oppure con l'identità MyID. Sono 2 l'identità, vero Giovanni? Sì, sono 2. Sì, sono corretto. 2, perfetto, benissimo. Quindi se ha già SPID o MyID sa che comunque può entrare in tutte e 2. Grandini, i dati saranno inviati in cloud, quindi a livello di privacy sarà diverso da ora. Ha ragione, sono qua in Regione Veneto, fisicamente dentro il data center di Regione del Veneto, e per questo noi vi diamo tutte le garanzie previste con l'informativa che andrete a firmare col circuito ZTL. Emanuele Bulegato, il caricamento di più targhe sicuramente è utile, direi che è altrettanto necessario la finestra temporale, certo, al fine di evitare che altri veicoli utilizzati l'avente diritto, giustamente Emanuele. Giustamente, assolutamente sì, siamo d'accordo, ed è per quello che la versione 2.0 vorremmo inserire questo concetto. Enrica Aldegheri, quindi servirà anche rimodificare il modulo cartaceo di domanda che avvisi anche della... Certo, guarda Enrica, noi abbiamo per esempio preparato un kit che condividiamo e che vi diamo. Il kit è composto dall'informativa e dal modulo per la richiesta dell'inserimento della targa nel circuito. Modulo che deve essere compilato dal cittadino e firmato, così a voi resta indicazione delle targhe che la persona vi ha indicato e vi tutela. Ve lo diamo e voi potete personalizzarlo, modificarlo, integrarlo mettendo loghi o anche scrivendo qualcos'altro, tipo quello che diceva la collega, che il cittadino è obbligato a comunicare i cambiamenti.
Mi sono perso, dove sono qua? Cristiano Marasco, sì, una volta inserito in circuito possono girare in ZTL a livello nazionale o solo regionale? Allora, questo circuito oggi, Cristiano, esiste solo nel Veneto. Siamo l'unica regione. Posso già dirti che mi ha chiamato il comune di Cordenons, quindi Friuli, che vuole mettermi in contatto con la regione Friuli Venezia Giulia per estendere il circuito anche a livello regionale. Sarebbe già bellissimo poterlo avere per la regione confinante, quindi io immagino Lombardia per tutta la parte del Garda, Ferrara, Emilia Romagna per tutta la parte sotto del Polesine e poi sopra abbiamo Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Quindi già averlo a quello livello, perché là che ci spostiamo già potrebbe essere interessante. Poi come dicevo, qualora ci fosse il circuito a livello nazionale, noi come Regione Veneto, se siamo attrezzati, abbiamo i dati, scambiarci a livello nazionale non è un problema. Poi giusto, Rudolf Alban, grazie per la lodevole iniziativa, argomento avrebbe trattato anche a livello nazionale se non europeo. Guarda Rudolf, sottoscrivo, l'unica cosa è che a me piacerebbe già riuscire a portarlo 580 comuni in Veneto. Poi a livello nazionale, come hai capito, ci sono già dei tavoli aperti e noi ci siamo, e poi europeo, insomma, però insomma, io non vado in pensione domani, confido di vedere il progetto realizzato, insomma, prima di andarci. Allora, ok, grazie Grandin, grazie per i complimenti, vi ringraziamo. Rita Calzavara, allora, se non ho capito male, io posso rilasciare un contrassegno disabile, vado 5 anni ad un utente disabile e se questo mi segnala una targa, con questo sistema può atteggere a Treviso senza sanzioni. Esatto. Treviso, vero Giovanni, dovrà essere, si abiterà tra poco, vero? Sì. Non dovrebbe mancare molto, no? Non dovrebbe mancare molto. Treviso sì. già è in grado di cercare le targhe di altri comuni, a breve dovrebbe attivare anche il sistema al contrario, quindi chi invocherà Treviso restituirà. Certo, ma allora l'osservazione di Rita possiamo dire che già oggi Treviso, prima di mettere la multa, fa la verifica. Sì. Quindi già oggi è così, Rita. Sì. È già Sì. così, hanno iniziato la settimana scorsa in via di sperimentazione. Ah, perfetto, quindi ci siamo. Edoardo Zuanon, buongiorno, il Comune di Padova ha aderito al progetto con la sua ZTL? Sì, assolutamente sì. Sì, e il Comune di Padova dobbiamo attivargli anche Vivipass, se non sbaglio, però Giovanni. Sì, esatto. Mariangela Fagherazzi, ma l'arco temporale dovrà poi essere inserito e gestito ogni volta dall'operatore del comune? Allora, Mariangela, intanto, come hai capito, su questa versione attualmente disponibile non c'è la gestione temporale, quindi confidiamo nell'etica di chi vi comunica le targhe di non fare il furbo. Sarà oggetto della versione successiva. Con la versione successiva io spero di aver già attivo Vivi Veneto, per cui la gestione delle targhe della finestra temporale se la gestisce in modo autonomo il cittadino. Per il cittadino disabile è prevista un'applicazione che si collega a ZTL Network per gestire? Sì, Milani Stefano, sì, è quella che ti dicevo, Vivi Veneto. Filippo Dalle Fratte, Padova è un comune che non aderisce, almeno così dice il vostro sito. Sì, perché sta aderendo adesso, noi siamo già, tutta la parte tecnologica l'abbiamo già provata, cioè colloquio con registri, con Vivipass, e l'adesione so che credo sia in giunta l'approvazione dell'adesione al circuito, in giunta comunale. Francesca Nadalin, la documentazione di adesione l'avviate via mail? Sì Francesca, no, io pensavo di fare così, adesso vi faccio vedere l'indirizzo mail a cui richiedere i dati e poi in realtà la documentazione può essere scaricata anche dal sito di regione, poi alla fine vi faccio vedere, proietto una slide in cui ci sono tutti i dati, però se fate richiesta ve la facciamo avere. Manuela Balasso, di solito oltre al rilascio del pass deve essere rilasciata anche un'autorizzazione firmata dal responsabile. No, questa noi non la gestiamo, Manuela, perché il Comune di Venezia non ci ha detto che ha questa necessità. Se tu hai questa necessità, ti ripeto, parliamola e la valutiamo, assolutamente. Assolutamente. Anna, prendi nota anche di Manuela Balasso e di questa richiesta, fa un favore. Paola Volpato, c'è la possibilità di interfacciare Vivipass con i dati della richiesta inseriti direttamente dall'utente attraverso uno sportello telematico o bisogna necessariamente inserire? No, questo è interessante. Allora Paola, se voi avete già uno sportello telematico che fa questa,
parliamone, vediamo come fare, giusto Gio? Ovviamente dobbiamo analizzare il caso, adesso così su due piedi non sono in grado di darti una risposta, però posso dirti che stiamo parlando di sistemi interoperabili che possono parlarsi, basta solo capire qual è il canale e il formato di comunicazione. Ma Paola, mi viene da dire che se tu hai già un'applicazione web che offri al cittadino e questo dato viene raccolto e messo in un database, tutto sommato la soluzione la troviamo, giusto Gio? Ci dovrà essere un intervento da parte degli esperti del comune e un intervento da parte di regione, ma far parlare le due applicazioni non lo vedo come una grossa difficoltà. Mi interessa molto. Paola Volpato, poi mi scrivi sull'indirizzo, mi fai sapere anche di quel comune stiamo parlando, grazie. Loretta Tellatin, l'autorizzazione che accompagna il contrassegno pertanto non viene prodotta al programma ViViPass. Sì, ti confermo, ma Loretta, fammi sapere cosa dobbiamo produrre e lo facciamo. E non l'abbiamo fatto perché nessuno, quando noi abbiamo parlato con una serie di comuni, ci ha detto che avevano bisogno anche di questa autorizzazione, ma lo facciamo, ce lo fai sapere, non è un problema. Stefano Tanette, si potrebbe prevedere di stampare tutto il contrassegno, quindi non sono stati convinti. Allora, qua c'è un problema Stefano, sì, possiamo fare tutto veramente, tanto come ti dicevo l'applicativo è nostro, se avete bisogno mettiamo su anche questo. È che cavolo, ci vuole tanto inchiostro perché da quel che ho capito, intanto deve essere il formato ministeriale, tutta la parte in azzurro, no, quell'azzurro che conoscete. Non lo so, fateci sapere insomma se questa può essere una soluzione. Stefano, ne parliamo, per noi sai cambia poco alla fine, riusciamo a farlo, non è un problema, è che molti, quasi tutti ci hanno detto che preferiscono stampare sul modello ministeriale che acquistano in MEPA, però aperte tutte le soluzioni. Cristina Lavezzo, ma il contrassegno non è personale, il contrassegno non può essere lasciato a enti onlus, ma a persone fisiche. Ecco, vedi, io sono un informatico, di normativa non me ne intendo, e più che comunque credo una cosa, Cristina, che la collega che ha parlato di onlus voleva dire che sarebbe bello, credo, che sarebbe bello che anche chi trasporta queste associazioni, che è vero, io ne ho una vicino a casa che fa un bellissimo servizio, ANFAS, che trasporta quindi persone con gravi disabilità e grandi problemi, possano circolare nelle ZTL senza essere multate. E questo a prescindere che ci sia un pass blu oppure no. E quindi inserire solo la targa di queste tipologie, no? di soggetti e di enti. Quindi non voleva, secondo me, associarlo necessariamente al pass blu, ma dire queste targhe possono essere inserite nel circuito in modo che queste associazioni di volontari possono trattare. Credo fosse quello il messaggio. Però, ripeto, non è un problema tecnologico, informatico, ma è un problema di regole che dovete darvi. Cristian Donaglio, causa mancanza stampante a colori, è possibile stampare il cartellino senza legare la foto? Certo, assolutamente sì, Cristian, certo. Scusa Roberto, posso dire? Prego. No, basterà semplicemente non allegare nella gestione anagrafica, che ho fatto vedere prima, non allegare la fototessera e quindi questa non compare nel contrassegno. Non viene stampata, giusta? Non viene stampata. Giusta precisazione, giusta. Sì, quindi sì, Cristian, assolutamente. Sabrina Spitaleri, buongiorno, fornite voi gli stampati di richiesta contrassegno con l'autorizzazione all'utilizzo di dati? Allora, sul kit abbiamo un modello, come ti dicevo, Sabrina, che potete modificare a seconda della vostra esigenza. Sì, c'è un modello di partenza. Mara Bacciolo, noi abbiamo già aderito lo scorso anno ma non siamo ancora attivi. Dai, forse perché siamo in un comune. Mara, sì, hai centrato. Allora, piccola premessa. Il comune di Venezia ha un proprio applicativo simile a ViViPass e con l'accordo con Regione ha chiesto di fornire lei come città metropolitana l'applicativo. E quindi l'unica cosa, Mara, magari se mi scrivi poi sull'indirizzo che vedrai, io posso attivarmi presso il comune per sollecitare, insomma. Poi non posso dire di più, Mara, anche perché questa è una registrazione. Scrivimi. Patrizia Fior, quando rilascio un contrassegno e inserisco le targhe adesso associate, posso sapere quali sono a quelle dati comuni aderenti a ViViPass? Perché certo Patrizia, allora i comuni aderenti a ViViPass con varchi e senza varchi sono, adesso guarda mi collego così ve lo faccio vedere al volo,
condivido lo schermo, eccolo qua. Questo è il sito regionale che tratta appunto del circuito ZTL. Questa c'è un'introduzione con delle slide, con 2 video anche molto simpatici, e tra le varie voci di menu che vedete qua sulla sinistra, cliccando su adesione, avete l'elenco dei comuni. Avete innanzitutto i moduli da scaricare per l'adesione, quelli che vi ho fatto vedere prima in formato PDF. E poi avete tutto l'elenco dei comuni che oggi hanno già aderito, i comuni con ZTL che hanno già aderito al circuito e quindi fanno le verifiche, e tutti i comuni con ZTL in generale sono 26. Di questi 26, 8 hanno già aderito, gli altri, come vi dicevo, io ho un incontro con questi 8, con questi 8, quindi 26, quindi 18 comuni che non hanno aderito, ce l'ho venerdì 26. Non la settimana prossima, quello dopo, proprio per attivare anche loro. E tutti quelli del Veronese però in realtà saranno, guardate, abbiamo un incontro come dicevo venerdì questo con il Veronese, questi qua saranno attivi, questi 7 saranno attivi veramente in tempi molto brevi, quindi un po' alla volta stiamo veramente portando tutti a bordo. Torno sulla, come faccio a tornare, chiudo, interrompi condivisione perché altrimenti non leggo. Si può avere l'elenco di comuni che hanno già aderito ad attivato ViviPass? Assolutamente sì, non è un segreto, ve lo facciamo avere. Anna, basta ci fai la richiesta al link che poi, alla mail che poi vedrai. Sì, ma c'è, scusa Roberto, anche sul sito internet della regione abbiamo già l'elenco, sì, ecco qua, ecco, dei comuni. Anna Amalia Contini, ecco, sul sito stesso c'è già l'elenco di comuni che hanno aderito che usano ViviPass, non solo che hanno aderito ma che usano ViviPass, certo. Link per l'adesione sì, poi ve lo faccio avere. Anche per i comuni di Tombolo c'è stata di avere l'autorizzazione cartacea, va bene, questo qua ho capito che è una cosa importante, provvediamo. Ok, autorizzazione che si rilascia assieme a pass, vedo che è sempre il tema. Ma se ogni cittadino potrà in futuro cambiare autonomamente la propria targa, non potrebbero sorgere molti abusi? Marco, cioè il furbo che te frega lo trovi sempre, no? Poi è anche vero che il sistema che abbiamo pensato, il cittadino deve utilizzare SPID e a norma quando tu utilizzi SPID ti assumi tutta l'onere e la responsabilità di ciò che stai facendo e quindi secondo me è giusto anche così. E poi non c'è sistema al mondo che non consenta al furbo di fare il furbo, no? Limitare sì, sicuramente, il fatto che già utilizzi SPID, il fatto che tutto viene controllato, che c'è un circuito. Poi, vedi Marco, stavo pensando una cosa, tu dici ogni cittadino potrà in futuro cambiare autonomamente la propria targa, non potrebbero sorgere molti abusi. Però è anche vero che, allora, se lo fa, che lo faccia in autonomia o meno, se viene da te Marco, il cittadino Roberto Costantini ti chiede oggi di mettere la targa XY, tu non puoi dire non lo faccio, lo devi fare. Poi Roberto Costantini torna dopodomani e ti dice Marco, adesso la targa è 7:24 e tu lo devi fare. Poi ritorno da te il lunedì prossimo e ti dico adesso Marco non è più questa la targa, mettimi quest'altra. In realtà tu non hai il potere di dire no, perché non puoi entrare nel merito della targa che lui ti comunica, no? Quindi l'autonomia non è che crei che c'è, anzi solleva un po' voi operatori da questo onere. Poi a me piace quello che ha detto un giorno il collega Bruno Pezzuto del Comune di Verona, il direttore della mobilità del Comune. Mi ricordo un incontro perché c'erano molti che facevano osservazioni sui furbetti cosiddetti, no? E lui ha detto guardate, io preferisco sapere che c'è qualcuno che sicuramente mi frega, però so che il 90% delle persone ho dato un servizio a cui che dovevo dare e che è un loro diritto. Quindi io mi sono ritrovato nelle parole del collega Pezzuto, perché è vero, qualsiasi sistema noi mettiamo su, poi insomma, lo sappiamo benissimo, no? C'è i falsi invalidi, ma cosa facciamo? Non diamo più l'indennità di invalidità perché in mezzo che c'è il falso invalido. No, becchiamo il falso invalido
e lo pestiamo. In questo caso c'è qualcuno che farà il furbo? Forse sì, forse no, però io sto pensando a tutti gli altri che non fanno i furbi e che hanno diritto ad avere questo servizio. Lo sto vedendo un po' in questa ottica. Non so se ti ho risposto, Marco, e se ti ho soprattutto convinto. Cristian Donaglio, mi aggiunga la collega che ha fatto domanda prima, il pass disabile accompagnato autorizzazione, va bene, ok. Ok, va bene, Cristian, noi abbiamo preso nota, quindi abbiamo capito dell'autorizzazione. E sicuramente lo mettiamo tra le cose. Sarebbe male avere un facsimile Sì, di questo sì, A4. certo. Potremmo fare un modello standard per tutti e utilizziamo quello. Volentieri, se ci volete mandare, poi vedete, poi vi do il link della mail. E poi ne sono arrivate altre su un altro canale che le ho scoperte adesso, di Filippo Dalle Fratte, perché l'ha scritto non ho capito, qua su Zoom ci sono vari canali. Quali sono i comuni con ZTL, ossia se noi garantiamo i nostri cittadini, ok, allora Filippo forse abbiamo già risposto prima. Anche Mirko Correnti aveva fatto la domanda su 2 luoghi, quindi abbiamo già risposto, chiede per le unioni di comuni ha già risposto. E anche il cambio di residenza. Questo è buono, Donata Micheletti. Se l'utente cambia residenza nel periodo di un pass valido, deve rifare un nuovo pass nel comune di nuova residenza? Questo non è un aspetto tecnico, informatico, ma normativo. Joey, non ricordo come viene gestita la cosa. No, allora, da quel che ricordo io parlando col comune di Venezia, diceva finché il pass è valido, lui lo usa. Non deve rifare un nuovo pass solo perché ha cambiato la residenza. Questo è quello che mi ha detto il Comune Venezia, però attenzione, stiamo entrando nell'ambito della normativa e manifesto la mia ignoranza. Dovete, magari se vi confrontate tra voi, se qualche partecipante sa già dare una mezza risposta qua a Donata, vi ringrazio. Battistella Nadia, la scadenza del pass è data dalla data del certificato medico, quindi non è collegata alla data di nascita del disabile. Credo di aver capito, perché è legato al momento in cui hai detto dura, ma di fatti, Battistella Nadia, Vivipass ti calcola la scadenza, però tu puoi modificarla. Nulla è vincolato, te la propone se ti ritrovi bene, altrimenti la modifichi. Rambaldel Franco, confermo che anche noi stampiamo l'utilizzazione unicamente al contrassegno. Oh ragazzi, qua dobbiamo intervenire subito. Poi dice, la stessa oltre a riportare lo stesso numero del contrassegno indica tutti i riferimenti di legge alle agevolazioni, perfetto. Una domanda, gli allegati digitali saranno visibili a tutti i comuni aderenti? Allegati digitali proprio no? No, solamente al tuo comune Rambald, solamente al tuo. Si possono inserire più operatori? Sì. Buongiorno, noi siamo un piccolo comune, il pass collega sempre Battistella Nadia, è collegato alla persona, non all'auto. In questo caso il pass è principalmente utilizzato per i parcheggi. Come ci si comporta con le targhe? Allora, le targhe, giustamente, Nadia, le targhe vengono usate se la persona deve circolare al di fuori del tuo comune. E entra in aree ZTL. Se invece circola fuori il tuo comune e non entrerà mai in un'area ZTL, il problema non si pone, puoi fare anche a meno di inserire le targhe. Difatti il cittadino che deve decidere se inserirle o meno in area. Rambaldel Franco, gli allegati che si andranno eventualmente a inserire, foto, documento, saranno poi visibili a tutti i comuni? No, come ha già detto, no. Basta. Io credo... sì, c'è Dario Santamaria che ci chiede in quale mail inviare. Faccio subito perché abbiamo anche finito con le domande. Vado qua, condivido, ti faccio vedere allora. Eccolo qua. Queste, allora, circuito ZTL@regione.veneto.it è la mail a cui scrivere, potete scrivere, è una mail condivisa dal team ZTL, quindi da me, da Anna, da Giovanni, da altri colleghi che oggi non sono collegati, e quindi la leggiamo e noi raccogliamo le vostre osservazioni, vi rispondiamo, vi telefoniamo se è il caso, ma dateci tutti gli estremi per poter interloquire con voi. Sotto invece è l'indirizzo del sito della regione che avete visto, che vi ho fatto vedere prima, della ZTL. Quindi se avete bisogno, nel sito trovate anche da scaricare la domanda di adesione e gli allegati che vanno tutti firmati digitalmente.
Poi, ripeto, la parte formale di adesione viene seguita da un'altra direzione regionale, la direzione infrastrutture e mobilità. Però parlate pure con noi, poi saremo noi a veicolarvi direttamente ai colleghi della direzione mobilità se avete domande più specifiche sull'adesione. Invece, per quanto riguarda ViviPass, siamo noi le persone che vedete nel circuito ZTL e vi parlerete con noi per tutti i problemi legati a ViviPass. Ecco, io non so se ci sia altro. Federica, mi pare che abbiamo concluso, anzi siamo andati ben oltre quanto preventivato, però devo dire la verità, siete ancora 160 partecipanti. Io vi ringrazio veramente, veramente tanto. Veramente, diciamo che questo è solo un primo contatto. Adesso immagino che dovete riflettere su, dovrete un attimino decidere se aderire o meno. Sì, aderirete. E quindi insomma dovete fare i vostri passaggi interni burocratici, che è quello dell'adesione. Nel contempo ci siamo noi anche per parallelamente attivare ViviPass. Federica, hai registrato tutto? Forse... Sì, ho registrato tutto. Buongiorno a tutti. Non attivo il video perché ho problemi di connessione oggi. Comunque volevo solamente ricordare che tutte queste domande poi, con le relative risposte, le riporteremo nelle FAQ della MyExtranet. Poi comunque forniremo a tutti quanti i link corretti, sia per scaricare il materiale, sia per consultare le FAQ. Certo, Fede. Attualmente, anche se ci sono domande a cui non è stato risposta, comunque provvediamo a pubblicarle tutte. Perfetto, noi metteremo a questo punto anche un link sul sito della regione, quello che vedete qua, per cui cliccando sul link vi troverete direttamente su quest'area dedicata all'evento che vi ha detto Federica. E a questo punto ringrazio tutti i partecipanti e ripeto, siamo a vostra disposizione, non abbiate paura insomma a contattarci e a fare domande. A questo punto immagino che possiamo chiudere. Ci sono altre richieste che io non vedo? No, vedo. Benissimo. Grazie ancora di tutto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, buon lavoro, buona giornata a tutti. Grazie a voi, salve. Arrivederci, salve.